Sfida da dentro o fuori al Palacus di Palermo si affrontano il Cus Palermo e il Barcellona Futsal, una gara tra due squadre che stanno in coda alla classifica, 3 punti in più alla vigilia per gli ospiti rispetto ai palermitani. È una gara che dunque si rivela cruciale per il destino di entrambe le squadre in zona play-out. Parte forte il Cus, come vediamo dalle immagini prodotte da Andrea Germano. C'è subito l'intervento da parte di Calderone e poi da una rimessa laterale, ottima conclusione mancina da parte di Leto in spaccata, e bravo l'estremo difensore ospite. Poi all'improvviso una giocata sulla sinistra estemporanea da parte del Barcellona porta alla conclusione vincente e al gol dello 0-1 Adrián Eduardo Sánchez, che batte l'Opiparo con l'apertura del piattone destro, e 0-1 al Palacus. Ma la squadra di casa, la squadra giallorossa, reagisce subito. Leto mette in mezzo il pallone e c'è la deviazione maldestra che porta all'autogol, che porta all'1-1. Esulta Leto alla Usain Bolt, era lì pronto in agguato Moncada per andare a correggere, ma non mancherà tempo al laterale, all'universale del Cus Palermo per farsi trovare pronto qui sull'assist e con la palla che finisce in fondo al sacco. E 2-1 Cus che ribalta il risultato. Qui buona la giocata da parte di Fuschi, che ha fatto da sponda per il suo compagno di squadra. Ancora insiste il Cus Palermo con questa avanzata da parte di Cutrona, che va a scagliare il sinistro, che si perde alto sopra la traversa. Ma ancora una volta l'azione fotocopia di prima ed è ancora Sánchez con l'apertura del piattone a battere nuovamente l'Opiparo, che questa volta ci mette le mani, ma non basta. È un primo tempo pirotecnico al Palacus, è 2-2, ma il risultato cambia di nuovo subito. Qui la giocata di Dell'Aria che la sposta sul sinistro, la palla per Cutrona, che si fa trovare pronto sul secondo palo, la mette di giustezza alle spalle di Calderone e di nuovo avanti il Cus Palermo con l'ex giocatore di Partinico Audace Palermo Calcio a 5 e 3M. Poi occhio però, perché cerca subito di ripartire il Barcellona con questa giocata e qui se lo divorano. Il gol del 3 pari con Venuto che interviene in qualche modo sulla spaccata di La Torre. Qui ancora La Torre che cerca di giocare fronte alla porta, ci mette la manona l'Opiparo per mettere la palla in calcio d'angolo. Poi bellissima uscita da parte del Cus Palermo sulla pressione del Barcellona, e allora Guarino con la sua lata a saltare Calderone e col tocco di giustezza a porta vuota. 4-2 per il Cus Palermo, il cuore del capitano, il cuore di Mirko Guarino a cercare di risollevare le sorti del Cus Palermo. Qui con le immagini siamo alla ripresa, perché La Torre e Caparbio recupera un buon pallone e poi questa volta la spaccata è vincente e la palla del 4-3 e la rete di Claudio La Torre, del vice capitano del Barcellona, che cerca di riavvicinarsi nel punteggio. Cus che allora cerca di ripartire, di tenere lontani gli avversari, ma qui una brutta palla persa. Sánchez va dentro e c'è il palo clamoroso da parte di Venuto, ad un passo addirittura dal pareggio. Il Barcellona dall'altra parte ci prova ancora il Cus Palermo con Moncada, la palla deviata e poi messa fuori. Pressa bene nell'uscita palla degli avversari la squadra di Sgro, che ancora con Moncada sfiora il gol, e poi la conclusione di Guarino finisce fuori. Gioca una buonissima partita il Cus Palermo, che però qui perde una brutta palla con Letto. Allora ancora Sánchez chiama i riflessi di Ciccio L'Opiparo, che tiene a galla i suoi. Poi su un'azione, su una rimessa, su un tentativo tra i più classici di perdere tempo lontano dalla propria area, dalla propria metà campo, c'è ancora un tentativo da parte del Cus. La palla in qualche modo arriva a Ciccio Moncada per la rete del 5-3, per la rete della doppietta, per la rete del primo +2 di questo secondo tempo, quello fondamentale perché consente al Cus Palermo di chiudere la partita con la vittoria, con 3 punti. Torna al successo la squadra di Sgro, che aggancia in classifica proprio gli ospiti, proprio il Barcellona. 10 punti per i palermitani. Da Sportisiri per il momento è tutto, alla prossima.